Bene, buonasera a tutti, benvenuti. Questa sera assisteremo a uno spettacolo del tutto particolare, per il contenuto e per il contenitore. Intanto il contenitore, io non so, chiedo a Carlo e Giorgio se siano mai andati a fare uno spettacolo in un luogo di questo tipo. Broadway, New York, eccetera, non avevano sì, questi... diciamo così, Broadway, Dubai, ma un posto così... Mai. Bene, e allora noi siamo molto contenti di ospitarvi e chissà che non facciate anche sorridere questi personaggioni che girano intorno, vediamo. Guarda, non è piaggeria, ma ti rubiamo un attimo la parola, siamo noi a ringraziare te e voi per averci ospitato questa sera, grazie. Un applauso. Dicevo anche che è uno spettacolo particolare come contenuto, perché non è un vero e proprio spettacolo a cui Carlo e Giorgio ci hanno abituati, ma sono delle ciaccole che grazie al nostro grande Paolo Puppa, grande, che ringrazio, faranno una carrellata dei personaggi che li hanno resi famosi e a cui tutti siamo affezionati, quelli nei quali alcuni veneziani si riconoscono e altri veneziani non vorrebbero riconoscersi, ma in realtà dovrebbero. Io ringrazio molto Carlo e Giorgio per questa serata che ci hanno voluto dedicare, ma li ringrazio soprattutto perché, e questo è un discorso culturale, all'Ateneo non si possono non fare discorsi culturali, per la loro comicità veneta. In Italia si sorride solo in napoletano, in romano, forse qualche volta in milanese, ma non si sorride in Veneto e non si ride in Veneto e noi dobbiamo imparare il napoletano per poter ridere e che una volta impari il veneziano per ridere. E quindi per questo davvero li ringrazio. Mi dicono che siano i vostri 25 anni? Insomma. Sì, anche se dobbiamo dire la verità, ormai sono diventati 26, se non quasi 27, perché col Covid, causa Covid, a causa Covid stanno diventando 27. È come l'età delle dive, non la vogliono dire. No, in realtà sì, sono quasi 27 perché comunque, è dal 95. Diciamo allora che voi siete venuti qui a festeggiare le nozze d'argento, sì. Vi garantisco che l'Ateneo vi ospiterà anche per le nozze d'oro. Perfetto. Buona Madonna, serata. Grazie. Non so se... Se cortesemente dopo può darci già la data, che magari me la segno, perché sa mai che volevo dire, non so se sia una minaccia o perché sì, vuol dire altri 25 anni insieme, però esatto. Professore, scusi. Allora, Carlo Dal Paos, sì. all'estrema destra, diciamo, non alla, politicamente, alla sinistra, insomma, diciamo, voi che guardate, sì. Giorgio Pustetto invece al centro, io sono Paolo Puppa, sì. Sono due cugini, innanzitutto, due cugini. di Murano. No, mi scusate Quindi... un attimo perché prima ho fatto fare l'applauso per l'Ateneo, però tutto questo è possibile, lo diremo anche alla fine, perché nasce dalla mente del professor Paolo Puppa. Quindi un applauso anche al professor Paolo Puppa. Mi monto la testa. E non solo Murano, che quindi Murano. è l'isola nell'isola, ma c'è alle loro spalle un'ombra felice che in qualche modo li condiziona, che è il grande compianto Lino Toffolo. Proprio per venire incontro a quanto prima diceva la nostra Presidente, io negli ultimi anni recenti ho curato per la Treccani il dizionario biografico degli italiani per la parte teatrale, a partire dalla lettera R. Ed è un'opera in più volumi, che è anche online, sui morti. Quando ho proposto Toffolo, ricordevi questo momento? Ho dovuto fare una forte pressione, perché mi dicevano da Roma, i romani, Toffolo chi? Ed è una cosa che sono riuscito con una certa battaglia a imporre la voce di Toffolo, e adesso sono riuscito a imporre un saggio su questa coppia alla più importante rivista teatrale italiana, che è BT,
della Bulzoni, che viene prodotta dalla Sapienza di Roma. Quindi i nostri due vanno alla Sapienza. È una cosa che oggi può colpirci, ma un secolo fa, quando debutta nell'anno del fascismo, 1922, Nina non farla stupida, che è un'operetta, un vaudeville, pensate, debutta a Roma, cioè un secolo fa. I grandi testi delle compagnie venete, Baseggio, Cavalieri, Micheluzzi, Franchini, erano battezzati non a Venezia, ma a Palermo, a Torino, cioè c'era un circuito nazionale, se non internazionale, per il nostro teatro dialettale. In qualche modo loro da Toffolo hanno che cosa ereditato? Intanto una sorta di sbeffeggiante umiltà. Sono due persone, voi già li conoscete, ma chi li frequenta anche nel privato, di una enorme semplicità, non hanno nessun grillo per la testa, non hanno neanche una grande ambizione. Pensate che 20 anni fa divennero star mediatiche, perché la Simona Ventura, che allora era su Rai 1, li ha invitati, credo 1 anno o 2 anni di seguito, in una trasmissione che era quella del calcio. Quella del calcio, sì. E facevano, quindi avevano una riconoscibilità immediata. Cos'è che li caratterizza di particolare? Che sono una coppia. Cioè questo è importante, la comicità dialettale di coppia non è quindi il comico solitario, che di solito ha un rapporto con la sala di tipo conflittuale, che può esserci il comico solitario maschile, aggressivo, pensate a Petrolini, e poi all'opposto c'è il comico femminile, nel senso che è piacione, ruffianesco. C'è anche il trio comico, pensate Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma nella storia del comico la coppia è indivisibile, è una coppia monogamica. Non si danno divorzi in una coppia comica, se no la coppia comica muore. Pensate, mitico Stanlio e Olio, per un periodo hanno rotto e non lavoravano più. Cioè la coppia comica crea una chimica al suo interno per cui non c'è nessuna rivalità, nel senso che se il tuo partner funziona, viceversa, è come, pensate, giocare a tennis, oppure pensate a altre situazioni in cui è importante far bene le cose in due, e non dico gli aspetti, diciamo, i dettagli. Quindi hanno una chimica, si sono in qualche modo, hanno costruito con il pubblico una memoria comune, hanno lavorato assieme al pubblico e ne hanno un bisogno estremo. Mentre il tragico può benissimo ignorare il pubblico, questa comicità dialettale è basata sul lavoro con la coppia. Allora, oggi ovviamente è il 28, che è la seconda parte, noi non mostriamo l'affresco, alcuni spettacoli. Mi pare che abbiano, l'esordio ufficiale è del 95, nati con la camicia di forza, parentesi, anche se già prima facevano qualche lavoretto, e hanno in qualche modo maturato il loro stare sul palcoscenico, hanno fatto i muscoli in palestra con questa compagnia filodrammatica importante, però muranese, che era diretta appunto dal grande Lino. E in questi 25 o 26 anni di matrimonio, perché sono delle coppie che funzionano in qualche modo come coppia in senso importante, hanno prodotto 20 spettacoli, spostando spesso, cioè il meccanismo non della commedia chiusa, che è autonoma, irripetibile, ma è una serie di scene, scenette e soprattutto di personaggi che si trasferiscono agevolmente da una serata all'altra. Questa prima parte è dedicata al tema della famiglia. La seconda parte, il 28, è dedicata invece alle categorie lavorative e sono entrambi 2 diari della città. Perché questo lavoro con il pubblico, cioè uno dei loro spettacoli più importanti che è Visti da vicino, è proprio rubare al pubblico i comportamenti, le ossessioni, le metafore, i vizi verbali.
modello alle spalle ovviamente, come vedete, Goldoni, e Goldoni ci insegna che ogni personaggio è le frasi che ripete, e loro hanno costruito delle battute che caratterizzano i vari personaggi che ci presentano. Allora, cominciamo subito come prima sequenza, primo disegno, non c'è l'apparato, i costumi scenografici, diamo solo delle idee. Primo è, immaginiamo fra 100 anni. Che sarà fra 100 anni, se c'è ancora la Terra, se c'è ancora il genere umano, dico, immaginiamoli morti, anche loro inevitabilmente, fra 100 anni non ci saranno più. Sì. Maga prima, più tardi possibile, d'accordo, però insomma improbabile. Che memoria lasciano dietro di sé? Allora, hanno concepito una sequenza, il loro diventare statue, e poco dopo vi vedrete due vecchiette che vanno a visitare un cimitero con le statue. Cosa c'ha questa prima sequenza? Due caratteristiche. Uno è scherzare della morte, cioè proprio una delle funzioni del comico, che è terapeutico, che prendi le tue paure, tue come pubblico, te le porto qua e te le spiattello, ma ci scherzo sopra. Cioè ti libero, è un'operazione proprio di carattere terapeutico e catartico insieme, perché si scherza sulla morte. E la seconda cosa, che è una tipica caratteristica del teatro comico dialettale non, il travestimento sessuale. Anche sapete che per millenni la donna era impedita nell'accesso al palcoscenico. I più grandi personaggi antichi femminili erano gli uomini a farlo. C'erano dei divieti per 1000 ragioni, e solo a Venezia, praticamente, nel Cinquecento, i comici dell'arte, le prime attrici prostitute in gran parte sono quelle che hanno introdotto il genere femminile in palcoscenico. Quindi loro non fanno altro che riesumare, attraverso questo meccanismo di travestimento, questo intergenere che caratterizza il teatro dell'origine. Quindi cominciamo con l'operazione Memoria futura e il cimitero, tratto da uno spettacolo che già il titolo è Sentite condoglianze, del 2005. A voi la scena. Ma vedi che... immaginiamoci tra 100 anni, no Mario, ma già stasera però, no? Cioè, è un po' emblematico, perché quando cioè io sono contento di stasera, no? Sono contento, ma perché però anche no, cioè perché ma quando, se ne è roba. è certo che se ne è roba, però quando una città, una nazione rende omaggio ai propri eroi, quando? Eroi. Sì, vabbè, dai, quando? Quando gli sei a tutta. E se ti permetti, vorrei aspettare un altro pochetto. Sì, ma ti hai già pensato, Giorgio? A cosa? Al nostro funerale. Mamma. Sì, ti vedi? Sì. Sarà una folla oceanica. In stadio. Dentro Stadio Nuovo. Stadio Nuovo di Venezia. Io fra 100 anni. Sì. Folla oceanica, tutti che piange. Giorgio, fantastico. Ma se niente quello. No. Ma dopo in intitolerà strade. Calli. Piazze. Sì. Mi già immagino. Piazza Carlo e Giorgio, sì. con una statua nostra in mezzo. Così, fermi così. No, è la nostra statua così, così, fermi così. Che se fammi un piacere, non stame toccare. Battite, mi vedo già, Giorgio. Sì. Bea, bianca, de marmo. All'inizio, dopo sei umido, ti fa il musto. I coombi ti schitta in testa ogni mattina? Ah sì? Te manca 3D, te manca. 3D? Perché? Un puteo, un giorno con una sbaionata, pum! 3D persi. E infatti ti dice, dovete che se vedemo? Ma se vedemo la statua del monco. Così. Sì. Per te davanti non ti ha più niente? Niente. Un vandalo una sera, si appaga un martello, pum, spacca tutto. Certo, certamente. Ma ti immagini? Sì. Aspetta un po', gli altri non ne sapete mica? Ah no? No. No? No.
Gli altri, e neanche noi in balsama. No. E ne fa in saor. Ah, buon. Beh. E poi non ne fa due tombe. No. E ne fa due sarcofagi. Sì, sarcofagi. 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 Ti ascolti perché sei due sarcofagi. Sarcofagi. Sì, va bene, dai, sarcofagi. Ah, ti immagini? Sì, mi immagino, sì. Già mi vedo e donne che vengono in pellegrinaggio in cimitero. Ecco. Ah. Vara cosa chi ha fatto di sto cimitero. Aspetta che vado a salutare la tomba del mio zio Luigino. Ti ha dato una strada? Sì. Ho visto un pacco. Guarda cosa chi ha fatto un spettacolo, un giardino botanico. Ah, mi se ti vengo qua tutte le domeniche a farmi il picnic, così intanto ti abitui. Moria, cosa si sto catafalchi qua? Ah, sì, sarcofagi di Carlo e Giorgio. Sarcofagi. Sarcofagi. Combatte, ma. E mica aveva un altro posto da mettere ste due brutture. Ah, mi dico che si porta ai biennali, c'è anche un premio. Ascolta, ma il biondo? Biondo. Beh, è il biondo non che avrà fatto Fiantima Salto, no? Chiaro che pensavo a stessa roba del Moro. Sì. Allora che mi ricordo mi Giorgio da vivo. Ah, sì. E c'era tanto piccolo. E sfiorava il nanismo. Il nanismo. Come il cervello del biondo, ma il nanismo. Tregua. Eppure sono fatto. Anch'io che siamo. E domani non ti chiese più. Chi mi? No, faccio partire. Ah. Quando che si arriva il tuo momento. È il mio. Non che c'è niente da fare. Polvere siamo e polvere ritorneremo. Poveri Carlo e Giorgio. Io che avevo incontrato poco prima per la strada. Come andiamo ragazzi? Ah, beh non. Arrivo a casa e mi dice che si è tolta. Tiè! Dopo si bravi fiori. Ah, grandi lavoratori tutti do. Oddio, tutti do. Carlo Si è sempre dato a fare. Sì. Ma Giorgio, mi credo che non abbia neanche mai lavorato un giorno in vita sua. E di che monazzi! Basta. Vabbè, dai, finiamo qua. Bene. L'utilità espressiva dalle due vecchiette pettegole e curiose torniamo alla loro identità sessuale e alla giovinezza. Alla giovinezza non anagrafica, perché uno dei primi spettacoli del 95 mi pare mette in evidenza il culto della palestra, la ginnastica, e mostrare che cosa? Che sono anche dei danzatori. Ricordiamoci Venezia, Goldoni, quando Goldoni fa la locandiera per la Marliani, si trova di fronte un accordista, cioè i grandi attori del Settecento su cui si innesta la riforma di Goldoni erano come il circo cinese, cioè avevano un corpo duttile di danzatori, di ballerini, di atleti. E qui vediamo una breve sequenza del 95, che però spesso riprendono, dei due culturisti, l'ossessione del corpo fisico. Ok, vado di qua. Ciao Vecchio, come sei? Ciao, ben. Ti ho appena finito l'allenamento. Ciao. Cosa ti avevi di programma oggi? Oggi, come tutte le mattine, ho cominciato con 45 ciare di uovo.
45 ettari? Sì. E i rossi cosa ti fa? Ti butti via? No, i rossi da con mia mamma che fa busso e hai. E dopo come mangiare un vedeo. Rosto? No, crudo! Perché devi ripetere il pollo prima. Era bene, ho mangiato 33 petti di pollo e un vedeo. Rosto? No, crudo! E ti vedo? No, amico, buon fiato di mal di stomaco. E ora mi sono tenuto zero. Mi sono fatto su un fiato di riso in bianco. Sì. Quanto? 7 kg! Bravo, ti tegate new zero. Non sei mai da sforzarsi, queste cose sta poco bene. Scusa. Oh, aspetta che stamattina ho fatto allenamento. Che programma ti avevi? Ho fatto un fiato e pettorai. 7 serie con 300 kg. Serio pettorai che ha? Eh. Pensavo che ti avessi già pesco, cosa? Ascolta, Oh, vado in giù adesso. vabbè, Da che parte ti va? mi vado. Dea. Allora ti saluto perché mi vado di qua. Ciao, Ezio. Ciao Ezio. Dai. 67 c'avevo. Vabbè. Di nuovo un altro cambiamento epocale, ora ritornano a fare i vecchi. Una piccola parentesi, in questo spazio dell'Ateneo, poche settimane fa, assieme a Mauri Snenghi, non so se c'eravate, ho presentato il libro suo Se Venezia vive, cioè questo libro importante in cui Mario, grande storico diciamo, vuole sfatare il mito della Venezia collegata a morte, decadenza, vecchiaia, e si chiama Se Venezia vive. E invece qui noi cosa vediamo? La loro naturale predisposizione a fare bene i vecchi. E del resto nel teatro veneto i grandi attori erano tutti quanti caratterizzati nei ruoli di anziani o di brillanti, cioè manca nel teatro veneto un protagonista giovane amoroso. Pensate, Baseggio in particolare era specializzato a fare il vecchio quando aveva 15 anni. Cioè come se la città avesse negli ultimi secoli nel teatro sviluppato una tendenza naturale a far meglio i vecchi che i giovani. Pensate alla tradizione anche nell'Ottocento di Nievo, pensate a Svevo, Venezia, Trieste sono molto collegate, che fa Senilità, che è un romanzo in cui il protagonista si sente vecchio e non ha neanche 30 anni. Qui noi prendiamo lo spunto da Goldoni. Nel 7 io ho provato a fare con loro un progetto che si è bloccato a un certo punto, però che è stato il volano per un loro spettacolo importante su Goldoni, che era Carlo, Goldoni e Giorgio, che per 2 o 3 anni ha girato, diciamo, in modo in questo fortunato, ordine che va Carlo, Goldoni e Giorgio. che Non un ordine e portavano vari personaggi. Questa sera, in questi piccoli assaggi, in questi piccoli disegni, hanno scelto 2 sequenze che tra l'altro Baseggio ha immortalato con variazioni che scandalizzavano, perché Baseggio modificava i testi se il pubblico apprezzava, no? E pensate che Baseggio era lo zio di un grande studioso, un grande italianista come Franco Fido, che diceva era indignato, pur amando lo zio, apprezzando come attore, perché modificava i testi. Ma per esempio nella sequenza che ora vi mostriamo c'era la battuta a un certo punto di Lunardo che dice parlando della prima moglie: beata, stai a cara, che non c'è nel testo, ma il pubblico rideva quando lui, marito al secondo livello, infelice, e rimpiange la morta, e ogni volta che dice la battuta, nelle tradizioni delle messe in scena amatoriali, la cosa interessante è che le compagnie fanno il testo di Baseggio, non di Goldoni. Quindi loro adesso vi mostrano una prima sequenza che è col torcicollo, cioè questi vecchi hanno la tendenza a rimpiangere i tempi passati, no? Ed è la sequenza appunto di Sor Lunardo che si sfoga con l'amico Simone. Subito dopo segue un'altra sequenza leggendaria, a mio parere, questo testo che è Signor Todoro, 60-62, 1700, in cui Baseggio fa il vecchio Todoro in un modo tragico, mostrando come compatibile
il dialetto con il registro tragico. E qui fa invece un Todaro in una dimensione terzo millennio, naturalmente, alle prese appunto con un altro personaggio che è in qualche modo tratto, vedrete fra poco, dalla famiglia Baldan, che è appunto nonno Pino. Quindi adesso a voi Carlo e Giorgio con il grande archetipo goldoniano. Diceva professore che Baseggio cambiava il testo, anche noi un po' cambiamo il testo. Al di d'ancuo non che sei più di chi i giovani che si usava al nostro tempo, va ricordeu? Non si fava né più né manco di ciò che diceva il nostro sciorpare. Troveghene uno al di d'ancuo che fa così. I butta via i schei, venimo a dire il merito, a pae. E tutto, se colpa è a massa libertà. Via, non mi fai parlare. Ma guarda se godo andare in giro per strada e vedere sti fioi coi borsetti, i recini e crestine. E fie coi serci e scuffie e toppe e cartoline sue a fronte. E i recini sul bonigo e sue engua. E sti jeans a vista bassa col cui ho messo fora che se vede tutto il perisoma, se vede. Ah, le viste anche io? E go butta un occhio. E tutto se colpa delle donne. Via, non dice altro. Chi dice donna, veniamo il merito, dice danno. Oh. Eppure, se ho da dire la verità, a mie donne non è mai dispiaciuto, Cioè, neanche a me veramente. Ma in casa? E serai? E coi porte serai? E quei balconi inciodai? E tenirle basse? E farle fare a modo nostro? E chi se uomini alla far così? Oh, e chi che non fa così non se uomini! Dopo parla dei talebani, oh. E qua devo direttamente a... Sì. Gregorio! Gregorio! Vi avviso subito, questo non è che è vero, signor Todaro, vero. Questo è convinto di esserci Todaro, questo è la terza volta che viene dentro e si sbaglia. Todaro un corno! Una volta vedegnavi di chiamarmi signor Paron, perché mi so il Paron e voglio essere trattato da Paron. Che cosa ha detto? Venga qua a sentarsi. Che cosa ha detto che a festa degli anziani gruppo Oregliette? Non è così qua, è così da quest'altra parte, e se sbaglia sempre, il vada via che mi go da lavorare. Chi c'è che controlla il riscaldamento qua dentro? Se massa caldo ciò. Ma cosa che interessa io? Ma se io che paga? Che mancaria che altro che pagasse me. Con 400 euro al mese di pensione. Sono ancora che aspetto i ristori dei Draghi. Anche io, signora, una bella fregata che abbiamo ciappata. Con sto Covid. Sì. Amica aveva da farmi ministro dell'economia. Sei a posto, Terimo, Signor sì. E così anche per il riscaldamento bastava mettere 2 agneti e si suppiava. Sì, allora che l'ultima volta che i suppia, la ciappafuoco è finita qua, Signor sì. E anche per il mangiare, se mi ascoltavi me, con un poco di riso sistemavimo tutti. Sì, un po' con un pugno, Perché i risi se mette su a buon'ora. A ciò chi cresce, a ciò chi fa sa fazione. I mettevimo a Bogger una settimana fa. E messo un pugno di risi, bastava per 8 e anche per 900 persone. E veniva anche a Baia il dente, Ascolta, no, perché sia commedia dea. Sì, ho capito. Recita un cammino. Sì. Ti sa che parte che faccio? Sì, signor Todaro. Ti ha già vista? Ma immaginavo. È una commedia difficile essa. Sì. Anche perché a me mi tocca recitare la parte dell'anziano. E invece io sono sbarbato, no? A sapere adesso che qua che c'è gente che va su pari 100 che si candida a Presidente della Repubblica.
Potremmo finirla qua, se vuoi andiamo avanti un altro minuto. No, vabbè così. Va bene, via. Adesso cominciamo proprio il fulcro della serata con la famiglia Baldan, che è diciamo una leggenda non solo metropolitana, perché hanno inventato questa serie di questa famiglia piccolo borghese, proletaria, invasa dalla televisione. Ci hanno un rapporto disturbato i personaggi con la televisione e anche i due attori, perché hanno fatto nel 2005, mi pare, uno spettacolo importante che era Esserci o non esserci, perché sanno che per avere visibilità estrema bisogna andare in televisione, non andarci ti penalizza, però si vede cosa può fare in tema di manipolazione. E questa coppia, che diciamo grosso modo anagraficamente ha 45 anni, almeno per quanto riguarda la signora Giancarla, che è una casalinga inquieta, depressa, 45 anni di una volta, perché le 45 anni di una volta. Sì, perché il nuovo 45 il nuovo 45 sono i 20. Nella festa diciamo dell'anno scorso per il loro 25esimo, fatta a Lido nel Sala Grande, hanno usato una citazione pirandelliana, nel senso che proprio dai 6 personaggi gli autori e quindi gli attori sono nel tempo e dunque sono destinati a un invecchiamento, eccetera, eccetera, mentre i personaggi vivono per sempre, finché c'è qualcuno che li legge, qualcuno che li ricorda, qualcuno che va a vederli a teatro. E in questo caso la signora Giancarla, moglie inquieta, un po' come la moglie di Andy Capp, ha sempre in testa i bigodini, a volte coperti, e ha quella meravigliosa postura che ha inventato Carlo, cioè che nei suoi lamenti, le sue baruffe, le sue polemiche coniugali, ha sempre questa specie di postura, forse alla finestra, no? Per lamentarsi in un modo pusillanime, per difendersi. Il marito Giancarlo di solito ha la canottiera sotto un cuscino per mostrare le grandi mescite di birra o di vino, e lo stuzzicadente classico che pende dalle labbra perché gioca ogni tanto a pulirsi i denti, cioè è un disoccupato probabilmente. Questa coppia inquieta, molto logora, ha 2 figli. Uno, Michael, è un esempio di come l'anglismo entra attraverso le serie televisive, no? Pensate quante Deborah e Alessie sono state negli anni in cui c'erano le serie sudamericane. E non si vede mai Michael, è in bocca spesso alla madre ansiogena, Michael, che lo chiama, lo ferma, stai là, ma non si vede, è solo un suono. Mentre si vede spesso l'altra, Chiara, la figlia, per cui vedremo una sequenza, uno sketch, lo scontro generazionale tra madre e figlia. Allora, questa, la sequenza sulla famiglia, la grande famiglia Baldan, ha 3 piccole scene, 3 piccoli sketch. Il primo è, mi pare di ricordare, alle prese con la decifrazione delle tasse, no? Come si legge appunto questo momento delicato, snervante, stressante, perché spesso si ha a che fare con un linguaggio ermeneutico. La seconda è lo scontro tra madre e figlia. La figlia oggi è abbastanza fuori moda, perché ricorda un po' la generazione studentesca di 20 anni fa, e quindi è localizzata come costume d'epoca 20 anni fa. Oggi sono un po' cambiati naturalmente i ragazzi. E il terzo, che è una scena, diciamo, soave, secondo me uno dei momenti più sublimi del loro teatro, un tentativo di rinnamorarsi, molto incerto, in una cena romantica, ma dall'esito prevedibile, tra appunto Giancarla e Sergio. Ecco a voi la famiglia Baldan. Ecco qua. Che 7:30? 7:30. Ok. Michael! Adesso ti raccomando, resta in camera tua e non sta venendo fuori per nessun motivo, che mi pare che abbiamo da fare il 7:30. Capito? Guai a te se ti vieni fuori da che a camera, giuro che ti metto in mano addosso te desfo, guarda, bisogna diciamo mai scientifica per riconoscerti, guarda.
Bisogna che chiama CSI de Casteo. E ora cominciamo. Io sapevo che c'era da affidarsi a un commercialista, non siamo in grado noi altri. No, devo, sentimo. Guarda qua, interessi per mutui ipotecari, interessi... Mister, dichiarazione dei redditi invece ti ha fatto in 5 minuti. Ah, senz'altro, guarda. Senz'altro, guarda. Dai, tacca, perché tacca. L'unico 7:30 che conosceva c'era l'orario della sveglia fino l'anno scorso. E 7:30 è l'orario dell'aperitivo spritz. Certo. Guarda, interessi per mutui ipotecari, interessi per mutui bancari, interessi per prestiti. Ma ti interessa? No. E ora cosa ti va avanti a essere? Che sempio. Ti ricordo che questi sono gli ultimi giorni per la compilazione della denuncia dei redditi. Chi è che ne ha denunciato? Ancora, ma Maria Santa, che stufa che sono in porta, Sergio, andiamo avanti, ti chiedo che ti fai in 5 minuti. No. E ora, dunque, stato civile. È un stato civile Per cosa? con tutto quello che combina il governo. Minimo dovrei scrivere stato incivile. Stato incivile. Stato incivile. E scrive. E dopo si da scegliere tra coniugato, purtroppo, celibe, una volta, o vedovo. Speriamo. Sì. Sesso? Poco. E ora, Sergio, dopo va la finita. Dimmi. Si è scritto dopo dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio. Ci riguarda. Sostituto Ci d'imposta. riguarda invece, certo. Perché? Perché quest'anno abbiamo... Sostituto d'imposta, cosa sei? Abbiamo cambiato, sì, per quando abbiamo cambiato i finestre, no? Sostituto di imposta. Come cambiare i scuri? Gli scuri a casa. Come sei chi fa a saperlo? In controllo a vezza. Maria Santa. Col 5G. Bill Gates? Ascolta, quasi è scritto di indicare nome e cognome. De quello che ne ha messo sui scuri, no? Ma ciò che a volte c'era venuto Cianetto Primiera. Ecco, e ora scrivi Cianetto Primiera. Sergio Rebeo. E carte? Impattare. Dai, non sta scherzando, dai. Dopo andiamo avanti. Quadro A, redditi dei terreni. Guardi me vecchia. Ti ga compra terra. C'ho 2 sacchi che ho comprato per i girani. Te tocca dichiararli. Anche a questi. Te ho detto cosa ti va a comprare a terra, i fiori, che dopo per dargli da bere, ti bagni a terrazza di chiudo da basso, che dopo per i piccane metti i sacchetti di scoasse davanti a porta di casa. Perché questi che abitano a basso, ignoranti! Ti ha ragione, Sergio, guarda, delle volte, delle volte penso che solo mieti siamo normali, delle volte. Mi guardo mi penso su un marziano. È vero, ma la seconda me Giacomo doveria fare una puntata su di te. Basta, guarda. Sì, andiamo avanti, e ora salto. Salta. Restaria, quadro D, redditi di capitale. Salta anche questo. Anche questo. Per forza, redditi di capitale c'è solo per quelli che abitano a Roma. Ascolta, e questa ne riguarda? E ancora avanti. Interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili. Certo, ci riguarda. Ah, sì? Ci riguarda perché quest'anno abbiamo acquistato i mobili nuovi del salotto. Sergio, guarda che non sei immobili, immobili. E non si fermia. Allora che righiamo mica spostai, immobili. È vero, non si chiamò. Guarda, delle volte non c'ero mica arrivata, sa. Sai che per fortuna che sono mia, che arrivo mia. Va davvero, basta che avressimo finito. Mancaria firma del contribuente. E la metterà io, non la metterà mia. Basta fatta. Te l'ho detto, che gli era una troiata. Ma ti sa che ti mega veramente stupio, Sergio? Ma ascoltami, ma che a volte un bel percorso non ti ha pensato di fare il commercialista? Perché sono onesto, invece. Ma ti avresti potuto, ti immagini?
è scritta sulla targa, fuori del mio studio. Sì. Sergio Baldan, studio commerciali. Studio come la cicli. Come sti click. Come la cicli. Studio come... Sergio Baldan fa bene i conti. Come Chiara. Sì, Come Chiara. Mi tocca fare un altro. Michael! Adesso te ne resta che fare, tu sempre in camera, resta tuo figlio, non può mai venire fuori. No, perché adesso con tua sorella Chiara che se devo farmi diventare matta, ma la figlio che non ha piena, che non aveva neanche un'idea. Va. Tra mio marito e i fioi, Maria Santa, che stufa che so, guarda che vita grama che mi ha toccato, guarda veramente. Chiara! In che stati però? Mamma! Chi me? Mamma! Mamma! Io vorrei sapere come ti sei permessa di entrare in camera mia e toccare tutte le mie cose. Chiara, per forza, un po' di casino che c'era, o entravo mi o entrava in as. Ho capito, mamma, ma lo capisci che per un adolescente come me è importantissimo avere uno spazio tutto suo dove ritrovare se stessa e che quella che sto passando è una fase molto delicata per una ragazza della mia età. Guarda che ti ha 50 anni. No, sul serio, mamma, anche con Jimmy non va niente bene, sai. Jimmy? Sei quel moltone che telefona ogni giorno? Io lo so che non ti è simpatico, ma perché devi offenderlo, scusa? No, mica l'ho offeso, mi sei normale quello. Che io trovi per strada, non ti dice né buongiorno né buonasera, così il fa. Un trovo dita. Poi si può sapere che cosa che fa che l'ha nella vita? Cioè, perché tu sappia, sta facendo una cosa importantissima. Ah sì? E spaccia? No, sta facendo servizio civile e lui è all'ospedale ed è addetto alla macchina pagamento ticket. Scienziato adesso! Mi dico che sto anno io propone come Nobel per la medicina, Chiara? Guarda che hai poco da lagnarti, che se la mia vita va male sono sempre in depre, è tutta colpa tua e non ho mai potuto fare nulla di quello che volevo fare veramente nella mia vita, mi avete sempre impedito di fare qualsiasi cosa, mi avete sempre tarpato le ali e se sono venuta su piena di complessi e tutta schierata è tutta colpa tua, hai capito? Per cui mamma io ti odio. Maria Chiara, giuro che se non ti ciappavi fiabe pensavo che ti fossi in playback. Una volta sola, mamma, sono stata bene nella mia vita. Quando sono andata a Londra, lì sola a Londra ho trovato gente con la testa veramente aperta. Ma aspetta che arriva a casa tuo parenti che fai questi discorsi in te versi io a testa, Chiara. E poi, mamma, onestamente, da donna a donna. Guarda che vuol tanta immaginazione, Giuria che fosse ancora vivo Walt Disney appena. Io non ti perdonerò mai il fatto che non mi hai lasciato rifarmi il seno. Il seno? Ma pensa di rifarti la barba mattina, Chiara, il seno, mare mingo tuo, Yeah. A cena, subito a cena. A cena. Cena romantica. Cena romantica. Maria Sergio, che posto di uso? Dove sei che ti mega portare? Ti hai visto, Marcia? Maria Santa, veramente? Guarda quanta bella gente, Senti te, dai. Maria Santa, guarda, anche i poltrone rossi deve usare. Senti. Qua senti.
Oh, ascolta, ma qua non che sei ucciso su sto ristorante, no? Siamo tornati in tempo di guerra qua. Oh. Sì, sei romantico, no? Sì. Maria Santa. Che non tocchiamo quei candeli, sa, che non può far spusa. Per carità, Maria Santa, aspetta. Se viene il cameriere, niente vino, niente bevo birra. Va bene, una birra. Maria Santa, Sergio, una volta che è bastarda che sono fuori. In 25 anni è la prima volta. Comunque, Sergio, posso dirti? Sì. Sta storia non mi va so. Di cosa avete? No, dico, di Carlo e Giorgio. Di Carlo e Giorgio, che ha festeggiato i 25 anni e noi ne invitano gli altri due. Dimmi, non mi sta storia proprio non mi va so, guarda. Chiama Carlo e Giorgio, se due ingratti. Dimmi, ne so, i festeggiano e ne invitano gli altri. Se due riconoscenti con tutto quello che abbiamo fatto noi altri, ma Carlo e Giorgio. Che ha fatto in scheia grana con noi altri. Guarda, veramente, ti sa cosa che dico? Gli altri festeggiamo io stesso e ora si arrangia, va bene? Non mi interessa niente. Gli altri festeggiamo io stesso. Quello che non capisci, invece, che mi pareva che lo dicesse anticipasse anche un professore tempo fa. Che quello che non capisce Carlo e Giorgio, è che quando che uno ha fortuna come noi altri, di nascere personaggi, e dopo uno può fare quello che vuole, vive di vita propria, no? Carlo e Giorgio un giorno si a Torah e spero abbiate apprezzato la citazione Torah, capito? E non sono proprio ignorante, no? Torah, ecco. Ma mieti, viveremo in eterno! Ecco, con questa mi dà proprio il colpo di grazia, guarda. No, perché dico, Mianca, dicevo, un giorno o altro, prima o poi, no? Speravo. Già mi vedevo tutti i venerdì mattina, che andavo a San Michele, che andavo a trovarlo. Sergio, che ben che ti sta, aria e sol tutto il giorno in casea, E adesso sto qua a dirmi che siamo eterni invece. Pensa amore, io e te per sempre. Maria Santa, cosa si odria dire sto qua, io e te per sempre? Popò di anno che avevamo passato, guarda. 1 anno e mezzo che andavo a buttare fuori scoasse 15 volte al giorno pur di ciappare un fiato d'aria per non stare attaccata io, guarda. E sto qua mi viene a dire che siamo eterni. Maria Santa, ma pensa che c'è gente che si lamenta del distanziamento sociale adesso. Mi lo renderia obbligatorio. Ma no, per strada, in casa, con i familiari, 2 metri, 10, 15 metri, mio marito, i fioi, tutti quanti a lei, altro che. Maria Santa, allora sì che si ragionaria. Quanto mese che siamo stati, Ma sei fuori di testa, ancora avanti con questa storia che siamo stati bene nel 2020, 2021. Dimmi. Il 2020 c'è sta l'anno più bello della mia vita. Senz'altro, guarda, sempre che conta tutti sempre questa storia qua, guarda che pesante. Il governo ci ha detto di stare a casa a non fare niente. Ora, stare in divano a non fare niente è sempre stato il motto della mia vita, il mio credo. C'era gente che mi dava dello scansafatiche. Invece? E invece adesso questa gente dovrà ricredersi. Perché io invece sono un cittadino modello. Grazie. Guarda, un santo proprio, adesso salta fuori che sei un santo. Ma capì dopo perché una donna fantuina va fuori col pignata? No, perché dopo ti esi sul giornale, no. Uccide il marito con 18 coltellate, vero? E tutti, assassina, Ma se ne conto come che go passai 30 anni prima? Perché se ti sto corteai, no? Rispondo, guarda, dai, non importa, meglio che ordiniamo, dai, che manco festeggiamo sti 25 anni. Sergio, cosa ti ordino? Ti ordino un capartì? Cosa? Ti sei a dieta, Sergio, ti tolgo qualcosa da stare siero, ti tolgo una bella sogliola. Basta che non sia di maiale, perché il dottor ha detto che non posso, vabbè. Maria, mio marito che piega il gazzettin in toia. Non è mai successo in 25 anni, questa sia la terza volta, guarda. Perché mi ho sempre senato con l'ultima pagina del gazzettin davanti. Non ho mai visto mastegare mio marito, guarda.
Ma è prima volta che capita quando sono stata incinta di Chiara. E la seconda sono stata incinta di Michael. Maria, che serata mi aspetta stasera? Meglio che un ordine mostri, che se no mi ribalta qua sulla tora. Vecchia, Di me. dammi a mano. Maria santa. Però ti vedi? E sarà anche un orso, però delle volte mi sorprende sempre. Chissà cosa che vuol dirmi adesso. Maria santa, Non stammi a guardare con che sguardo, vecchia. Maria santa, mi viene su un cane a fumare adesso. Non ho neanche tolto i giossi stamattina, Sergio. Guarda, con perfino a piedi e occhi sui guanti, guarda. Vecchia, ti mi fa una promessa. Sì, dimmi. Senti, anche quando che non sarà più obbligatorio, ti continui a metterti a mascherina. Cosa ti avevi da dirmi, Sergio? Dimmi. No, vecchia, amore. Dimmi. Dica portati skate, vero? Ma che skate? Ma scusami, Sergio, ma ti mi inviti a cena per i 25 anni con da portarmi skate? Mica portare borsetta, ma solo per far figura, non cos'è niente dentro. Ho messo un pacco di grissini, tanto per far vedere che c'era piena. Mi avevo portai. Beh, ma scusami, Sergio, ti mi inviti a cena una volta una che è bastarda che andiamo fuori di casa e non devo portarmi skate? Mica avevo portai, vecchia, però non ti venivi mai fuori dalla porta da casa, mica che aspettavo nell'attesa, sono andato al tabacchino, so gai, ecco. Hai macchinette? Sì. Ma ti vuol dire che ti ha perso 300 euro ai macchinette? Sì, però appena che ti può passare, perché se che aspettano altri 100. Guarda, Sergio, non importa, guarda, perché guarda, se devo venire messo un'altra fumana. Vecchia, ti alza l'amica e voce! No. Certo che hai suoi voce, una volta che ti mi porti fuori, per forza, Sergio. Dimmi, ti può lagnarti di qualcosa, dimmi. Ti manca qualcosa? Ti manca da mangiare? Ah, certo, perché quando che una donna è in casa che ha da mangiare, non che serve altro, se è vero? Non che manca altro. Ti manca il sesso, vecchia. È il sesso. Guarda, neanche noi lo portai, non mi faccio neanche a vedere i mutande di mio marito, perché sennò c'ha per paura, grande così. Pensa che sono in causa anche col condominio con quella da basso. Sì, perché non posso neanche, quando che avo, non posso attaccare le sue corde, sennò che cavo via il sole a quella da basso. E sto qua a venirmi il sesso, mi ha fatto comprare anche il cerotto dell'amore che a volte, un scatolone così si arriva. Quindi amore, ma neanche se ti te infassi come Tutankhamen non succede qualcosa. Ma vedi che si può fare così. Sì, Bene. Via. Penultima sequenza, stiamo avviandoci verso la fine, e con un tema che è molto caro a Carlo e Giorgio, sì, che è il guardare al vuoto generazionale, cioè che è legato sempre al tema della famiglia, ma è la difficoltà a intendersi tra padri e figli, e possiamo quasi dire la paura nei riguardi dei figli. Cioè nei genitori si sente progressivamente un venir meno delle antiche sicurezze e i figli come sconosciuti, come un pianeta da scoprire che rappresenta una forte minaccia. Quindi facciamo 2 brevi sequenze in questa penultima tappa della prima giornata, e da una parte c'è il tema andare in una pizzeria di nuovo e sentire il boato che fanno dei bambini. E non c'è genitori che tenga per farli tacere, e è tratto dal loro ultimo importante spettacolo, che è Temporary Show, lo spettacolo più breve, che è in qualche modo legato alla loro ossessione della rapidità. Cioè, come verso la televisione hanno questo atteggiamento
dissociato. Da una parte sanno che devono andarci, in questo periodo di lockdown o di poco teatro stanno facendo una simpatica trasmissione dal vivo da lunedì a venerdì su Antenna 3, che è Senza Skei, che già il titolo è un po' un programma, ma c'è questo atteggiamento ironico e insieme la TV viene citata e parodizzata. Così in qualche modo è il rapporto con le generazioni future, con i figli, e Temporary Show è centrato sul ritmo, sulla rapidità, sull'ossessione di non essere noiosi, no? Siamo tutti nipoti del futurismo, no? Quindi deve essere rapidissimo perché il pubblico ha in mano il telecomando e può cambiare trasmissione. E dall'altra però demonizzano questa dimensione, cioè sono spesso i vecchi, soprattutto nostalgici, di un tempo più lento in cui si poteva respirare in modo più pacifico. Allora facciamo la sequenza appunto della pizzeria rumorosa e poi soprattutto c'è questa riflessione sui tempi di uscita, cioè genitori che la sera stanno a casa e vorrebbero avere i figli a casa, e c'è anche qui un'altra conferma dello scherzare di situazioni di tensione. Spesso quando i nostri figli hanno 18 anni e hanno la patente e vanno fuori e tornano tardi, spesso noi genitori non riusciamo a dormire finché non li vediamo rientrare, no? E qui c'è questo senso proprio di lontananza, di estraneità che cresce nelle singole famiglie. Allora, per l'ultima sequenza da Temporary Show, pizzeria rumorosa e i figli che tornano tardi. Beh, il tempo veloce che passa, ma quanto dura un attimo? Tantissimo? Poco? E quindi quando dura quell'attimo in cui... Pensando di passare una serata tranquilla a cena fuori... entri in pizzeria e... Entri e vieni travolto da orde di bambini abbandonati a se stessi, che urlando indemoniati corrono imperterriti tra i tavoli, rovesciando birre, cappotti, carrelli dei dolci, nell'indifferenza più totale dei loro genitori, e tutto tira in bomba. E vedi una mamma con in testa una pizza che dice a suo figlio Maverick, la mamma è molto arrabbiata con te. No, io sono arrabbiato! No, ma la mamma di più. Ma io di più sono arrabbiato! Smettila di rompere e torna a tavola con le tue amiche a parlare di tatuaggi. E pensi che quando eri piccolo tu una scena del genere sarebbe stata impossibile, no? Perché ti sarebbe bastato incrociare anche solo per un attimo lo sguardo di tua madre. Mamma, e non ti saresti mosso più. Non avresti più fiatato. Perché lei ti squadrava con quel suo sguardo terribile che solo lei sapeva fare. E non serviva che aprisse bocca, perché quello sguardo voleva dire: dopo a casa facciamo i conti. Oh, e tua mamma a fare i conti era meglio del commercialista di Bill Gates, eh? Appena la porta si richiudeva alle tue spalle, subito ti veniva presentato da pagare. Un bel F24, tac! Un 7,30, tac! Lires! Ah, Lilor! Lilor! E l'anticipo IVA sulla festa di compleanno di tuo cugino. Vieni qua, via! Ma non è giusto! La festa è la settimana prossima, io non ho fatto nulla! Non importa, questo se un acconto, tanto qualcosa di sicuro ti lo combini, via, dai! Ecco, lo sguardo questo che era lo stesso di quando volevi alzarti da tavola per andare a vedere la TV, ma... Invece non ti alzi e finisci di mangiare tutto, che ci sono bambini che muoiono di fame in Africa! Lo stesso di quando, appena finito di parlare con la maestra, si girava verso di te, che cercavi nei suoi occhi un po' di misericordia, e più crudele la signorina Rottermeier ti fulminava. Disturbi continuamente, una cosa da vergognarsi, con tutti i sacrifici che facciamo per te, io e tuo papà! Ecco. Questo è lo sguardo con il quale sei cresciuto tu.
Ed è questo che avresti voluto vedere negli occhi di quei genitori in pizzeria. E invece cosa hai visto? Cosa hai visto? Hai visto un padre che quasi tremando, no? Si è rivolto verso suo figlio e balbettando provare a dirgli Adesso basta. E gli è bastato incrociare Chiedete scusa al cameriere. E gli è bastato incrociare per un attimo lo sguardo di suo figlio Per starsene immobile e non fiatare più. di fronte a quel bambino che adesso lui col suo sguardo terribile a dire: Papà, dopo a casa facciamo i conti! Ecco dove è finito lo sguardo di tua madre. in quel piccolo dittatore che ormai decide lui cosa mangiare. E obeso a 7 anni si ingozza di patatine, merendine, biscotti, gelati, no? Mentre gioca alla PlayStation strabaccato sul divano, che tu prova ad andargli a dire. Senti, adesso basta per piacere, Lui ti dice, basta lo dico io. No, adesso per piacere spegni. Se papà dice basta, basta! Voglio guardare la televisione! Sì, per amor di Dio, guardi te la televisione, per carità. E lì capisci che se quei genitori in pizzeria fanno finta di nulla o si girano dall'altra parte, O al massimo riescono a dirti, sono bambini, stanno giocando. è solo perché hanno paura. Sì, perché sono terrorizzati da quel piccolo mostro che loro stessi hanno contribuito a far crescere. Un piccolo despota con il quale vivere assieme spesso smuove i peggiori incubi. Senti, lui dovrebbe rientrare da scuola verso le 5:30. Cosa dici? Esco un attimo a fare 2 spese. Ma che sei matta? E se dovesse tornare prima, io non resto da solo a casa con lui. Ma magari quei 12 regali che gli abbiamo comprato anche oggi lo calmeranno. No, tu non lo conosci. Lui verrà qui, ci metterà in castigo, ci costringerà a vedere 4 ore di Peppa Pig. No. Mamma, papà, sono tornato. E così, di attimo in attimo, ti accorgi che il tempo vola e sbagliarsi è un attimo. Come Sì. quando, per esempio, incontri un amico per strada che ti sembrava di aver visto solo qualche settimana fa. Ciao, come va? Bene? Sì. Senti, e i bimbi? Ah, benissimo. Guarda, il piccolo quest'anno ha appena fatto... I dentini? Ma che dentini? La maturità. Cosa? Ma cosa? Ma guarda che la grande vive a Parigi ormai da 3 anni, Ma sì? E fammi i complimenti, sono nonno! Nonno? Sì! E dici, ma che cosa ho fatto in tutto questo tempo? Dove sono stato? Cioè, ti accorgi che sono passati 30 anni dalla caduta del muro di Berlino. Cioè, era ieri che ti sei fatto la patente. Ara qua, 3 rinnovi. Ieri che sei andata a Milano al concerto di Duran Duran. Che con l'ultimo concerto è saltato fuori il tuo diario. 5 giugno 1987, sposerò io Simon Le Bon. Ieri! Era ieri che ballavi il tuo primo lento. Dreams are not reality, the only kind of Il tempo delle mele. Cotte però! illusions. Era ieri che il sabato sera chiamavi tua mamma alle 7 di sera. Sì, cabina telefonica, gettone, tlonk! Pronto, mamma? Mi fermo fuori a mangiare la pizza qui, ragazzi. E a che ora ti torni? Dai, presto, come al solito. Speriamo, bambin, speriamo! E allora ti dimenticavi di avere una casa, dei genitori! E insieme ai tuoi amici ti sentivi invincibile. Sì. Ti sentivi il padrone del mondo. Sì! D'inverno, senza sciarpa, senza cappello. Sì, col cappotto eternamente aperto perché non avevi mai freddo!
La prima sera che esci dall'ufficio dimenticando di chiuderti il cappotto. Resti una settimana a letto col cerotto antidolorifico. E poi via la pizza, le birre, le sigarette. E via alla festa della tipa della quinta B che nemmeno conoscevi. Che però ci si intrufolava tutti perché eri amico del cugino del moroso della sorella. E le ore volavano e ad un certo punto uno lanciava. Poi, ma che ora sei? Le 2:30. Oh, ho dovuto tornare a casa presto. E già mentre immaginavi la scenata di tua mamma uno lanciava. Adesso tutti a casa mia femo una pasta. Sì! Adesso, già dopo le 9 di sera, se qualcuno dice facciamo una pasta. Ma ti scherzi che dopo me resta su stomaco. E poi ce l'hai di farro, altrimenti non la digerisco. Perché ormai il tuo sabato sera è questo. È questo. Al massimo, alle 7 di sera, sei nel parcheggio del centro commerciale che carichi in macchina la spesona settimanale. Alle 9 sei già sul divano che fatichi a tenere gli occhi aperti. E alle 11, quando ti svegli per andare a letto, incroci tuo figlio che si prepara per uscire. Oh, ma dove vai? A una festa. Adesso. Papà, ma su che pianeta ti vivi? Guarda che prima delle 2 il sabato sera non succede niente. Vado, ci vediamo domani. Ci vediamo, ciao. Oh, ma domani quando? E che ne so, papà, tornerò a una certa. A una certa. Basta. Chiudiamo con l'ultima sequenza, tratta sempre dal grande archivio goldoniano, e il tema è delle maschere contemporanee, è il titolo di questo piccolo ciclo, e a quel capolavoro assoluto del 1755 che è Le Massere, dove dire massera nella lingua settecentesca non è dire la cameriera brillante, è proprio la serva che ha i compiti più bassi, quello di pulire il bugliolo, cambiare la biancheria, insomma, cioè i ruoli più fisiologici del tipo di lavoro a cui deve applicarsi. E nelle massere rispuntano le maschere dei vecchi. Goldoni mette i versi, perché sono serve protagoniste, che si esprimono col martelliano, che è la traduzione dei versi del verso francese che Racine e Corneille mettevano in bocca alle regine e agli eroi. E questo ritmo musicale Goldoni lo mette in bocca alle serve. Molto prima di Manzoni, e in modo ancora più rivoluzionario, fare protagonisti di un'opera le serve e con le loro peripezie carnevalesche è un gesto chiaramente non solo illuminista ma quasi rivoluzionario per la nostra letteratura. Qui abbiamo un tipico esempio di spin-off, cioè la caratteristica del secolo breve è prendere testi antichi e rifarli, sbatterli nel terzo millennio. Pensate, due esempi che si possono collegare a questo trattamento di Goldoni nel terzo millennio. Penso a quando un nostro importante e giovane musicista veneziano, Andrea Liberovici, con Sanguinetti mette in scena un rap www.seipersonaggi.com, o quando, ed è amico della nostra presidente, un grande regista veneziano come Padoan, Renato Padoan, nel 68, quando dirigeva il Teatro Universitario di Ca' Foscari, prende Rusante, il reduce, e lo mette a Caporetto, provocando, pensate, reazioni quasi isteriche da parte delle forze armate. Qui loro fanno i due vecchi, cioè Biasio e Julian, che hanno a che fare con le loro rispettive massere, che oggi chiameremo le badanti, e c'è una specie di gara tra chi è più fortunato avendo la massera più gentile, e sarà un'uscita finale di questa prima serata in forma di rap. Quindi ecco a voi Carlo e Giorgio in queste massere da terzo millennio.
tanto questo Buondiscio, verissimo. Chi sei? Giulian, compare di ospizio. Se che spetta una vostra parente. Ah, per carità, quei di me non vuol più sapere niente. Ma no. Vi conterò che aspetto una donna. Beh, in salute, piena, ma tanta. Dos paesi così, 1,90 m. Ah, e avete conosciuto il circolo di anziani? No, caro mio, che ha 23 anni. Ah, sì? E a e a stira, e a mette su i magnari. E è più svelta dei meccanici Ferrari. E ora, se permette, che conterò della mia? Una stea tra ste? Qua, Quella bionda col maglion col fucsia e a giacca de pe. E a me fa da mare, e a me fa da sorella. ma è vostra sveccia? No, so che sei giovane e bea. E a mia strada metti sempre a bracetto. E tutti che pensa, ara come se io ti stresso. E a stringe forte, ancora più fiera. Però se noi a stringe cascaressi per terra. E a mia me dice sempre che sol so bambino, tanto che a toia e a me mette il bavaglin. E finché coi a strassa e a me suga e a saiva, con scugere a me fa, ara l'aereo che arriva. E a mia ogni mattina e a controlla se so vivo. E a me dà do basetti, poi me dà l'assativo. E a sposta i tappei, li mette a svater, poi me ciappa de peso e a me senta sul water. A mia canoccore che mi alza dal letto, sul mio comodino, che c'è un boccaetto, e ogni mattina al canto del gallo, e arriva de corsa a svodare il papagaio. Ticche, 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 ticche. Però non senti lo screcciare. No, questo è il Parkinson. E a mia, caro mio, cose 9 di sera. E a me mette il pigiama e a me cava la dentiera. E a me ciappa per man. E a destua televisione. E a rimbocca le coperte. E la mette sul panoleone. Come feo a saperlo, signoria? Ah, perché fa così in casa mia? Poco e me vede un fianco io e a me dice: stai allegro, caro figlio. Se quasi la stessa storia di mia Gustava, e a Fantuina invece si moldava, e ogni 3 mesi a fandata e ritorno, perché non gagna ancora il permesso di soggiorno. Mi tra qualche mese. E se già passa un anno qua, Mi tra qualche mese sarò già marida. Fuga per coraggio di sposarvi a che l'età. A ste provocación, risponder no scomisio. Non stavo a questionar con un vecchio buon auspicio. E senta caro signor, che bracci duri. Guste ben appena sarà agli anni azzurri. Senti se sovinotto, se messe che de moto. Meglio che vada via, vecchio senza giudizio. Bondi. Signoria, Irina! Gustava! Irina! Gustava! Irina! Grazie all'Ateneo. E ci vediamo il 28. Aspetta che passa un attimo. No, Grazie, è stato davvero un piacere e un onore essere qui per noi. Grazie davvero al professore, al presidente e all'Ateneo, a tutti i soci. Insomma, grazie mille. Tornate il 28. Ci vediamo il 28. Grazie.
Grazie.